Mattinata movimentata per il generale Roberto Vannacci che dopo una breve passeggiata in piazza San Marco si è recato davanti al portone chiuso dell'Ateneo Veneto per poi spostarsi all'Hotel Amadeus dove ha partecipato ad un convegno sul commercio nel centro storico e sulla proposta di un patentino linguistico per i commercianti. La presidente dell'istituzione culturale veneziana, Antonella Magaraggia, ha motivato il diniego della sala spiegando che l'Ateneo concede i propri spazi solo in assenza di esponenti politici nazionali, una regola che in questa occasione ha portato all'esclusione di Vannacci. Hanno provato a tapparci la bocca. Hanno usato la tecnica o delle porte chiuse, non gli si dà la possibilità di parlare, oppure ancora più subdola, si toglie a quella persona la dignità di interlocutore. Quindi lo si comincia a epitetare come fascista, nazista, omofobo, xenofobo. Per lui e l'assessore al commercio di Venezia, Sebastiano Costalonga, non si è trattato di una provocazione, ma di una riaffermazione dei propri principi. È un tema sentito in città e quindi il portare un onorevole da Bruxelles per noi era fondamentale che ci fosse qualcuno direttamente ad ascoltare questa richiesta che arriva dalla base, che arriva dal mondo economico. L'assessore definisce il patentino civico un'opportunità, non una barriera, uno strumento per qualificare e integrare i commercianti, contribuendo a una Venezia più ordinata, sicura e rispettata. L'assessore vuole che diventi il segno distintivo del suo mandato, si comincerà dagli edicolanti per poi espandersi. Dopo l'antipacottiglia, che è la prima norma a livello nazionale per quanto riguarda il decoro, passiamo con questo step aggiuntivo che è la conoscenza della lingua italiana e dei regolamenti. Vannacci ha trovato anche l'occasione per parlare di Alberto Stefani, candidato alla Regione Veneto nella recente Pontida, posizione che lui ha accolto favorevolmente. Evviva, abbiamo un candidato giovane, capace, che ha già dato dimostrazione della sua professionalità e quindi, per quanto formalmente non sia stato ancora designato, noi abbiamo grande fiducia che tra pochi giorni sarà lui a rappresentare tutto il centrodestra. Il generale ha inoltre commentato la recente affermazione del presidente del Veneto Luca Zaia: se Vannacci diventa leghista può essere un valore aggiunto. Guardi, io stimo Zaia e credo che all'interno della Lega ognuno porti un valore aggiunto e lo ringrazio per avermi definito un valore.